Buongiorno a tutti, adesso aspetta che sistemo qua il video, vi faccio vedere come si fa a fare questo orecchino qua insieme con il suo collana. E intanto per fare collana abbiamo bisogno di catena, 52 cm di catena, così, di alluminio, di argento, di oro, quello che è, e 3 pezzi di 5 cm di questa, che è sempre lo stessa catena, metto qua perché è pieno di roba, quindi 3 pezzi di questo, 6 cm, e 3 di questi anellini, vedete? 3 di questi anellini qua, e questo la chiusura, e poi abbiamo bisogno di questi pelini qua, guardate, questi qua a forma così, 5, che qui metterò uno blu, 5 di questo anche pelino, 5 di questo qua nero, vedete, 5 nero, 5, e questo qua, e questo qua che metterò sotto, 15 pezzi, e questo andrò a mettere sopra di ogni collana orecchino che farò. Abbiamo bisogno di 5 pezzi anche questo 5 pezzi, questo ovviamente che andranno su catena, un'altra che dopo vi farò vedere cosa serve questa. Nell'orecchino abbiamo bisogno di 5 o 6 cm di sempre lo stessa catena, così già tagliate, preparate, 2 di questo e 2 di questi qua, ovviamente questo qua e questi, vedete, quello che useremo per girare. Ecco, siccome c'è un modello qua è meglio che comincio già a far vedere, spostare le cose. Cominciamo a fare collana, le pelline, dobbiamo preparare le pelline per mettere sull'orecchino collana, quello che è. Io comincio a fare uno giusto per farvi vedere come preparerò questo collana. Metto questo qua oro, poi chiudo con questo qua argentato, guardate come viene, nero, poi chiudo, metto questo qua sempre sotto che fa più la scena, ecco, e questo, il finale metto questo qua, guardate, visto? Ecco, adesso vi faccio vedere, vi faccio realizzare. Guarda, io piego così. A dire la verità non sono tanto brava a fare questo, però vabbè, ci sto provando. Prendo così, così, vedete, mamma. Ok, poi io passo sotto, questo è come faccio io, mia. Ci sono anche chi ovviamente più brava, sto imparando, perché è quello più difficile, scusate.
direi che qua vediamo se riesco già, perché veramente per me è una grande tortura a girare sta cosa, perché è l'unico posto che credo che dovrei mettere un bel impegno. Aspetta, ecco, ci siamo ragazzi, penso. Metto giù questo con calma, perché forse voi in questo caso sarete un po' meglio di me, penso. Comunque si continua a girare. Adesso forse perché sono anche un pochino agitato, non mi vede bene, forse ci siamo. Ok, vedete, questo qua è eccessivo, ovviamente lo tagliamo via, che non serve, vedi? Ok, spingendo giù le chiude. Penso che dovrei un pochino di più. Ok, ok, vedete, così viene. Ovviamente se non è diritto raddrizzate. Qua comunque c'ho poco luce, troppo, vedete? Ok, facciamo altre così. Sempre girandolo. Stop. Poi tagliamo via ovviamente quegli eccessi. Eccomi qua, 1, vedete, 1, 2, 3, 4 e 5, tutte e 5 già fatti, vedete, spero che si vede bene, ma così è. Prendiamo la catena, apriamo un anellino, così, poi passa, per essere sicuro che dopo non mettere sbagliato sotto, puoi mettere, tieni questa parte e questa parte, anellino, e chiudi. In questo caso siamo sicuri che il mezzo è qua, mezzo di collana, vedi? Questo sarà il finale per chiudere, questo il mezzo che andremo a prendere un'altra di questo anellino, vedete? Apriamo, mettiamo dove abbiamo detto che il mezzo sarebbe, diciamo così, essere sicuro che il mezzo è qua, e li passiamo. Nel frattempo mettiamo questo qua che abbiamo detto che era 3 anellini, 1, 2, cavolo, 2 e
vedete, 3, e chiudiamo così. Poi andremo adesso a prendere, dov'è? No, scusate perché uno non è entrato. Allora, abbiamo detto prima che collana sotto fino qua ci siamo, quindi prepariamo così con degli anellini piccolini, passando su questi cosa qua, ciondolo che abbiamo già preparato, e mettiamo nel buco qua. Siamo nel buco, ecco, vedi, e chiudiamolo, vedete, chiudiamolo, vedete, così è già finito, vedete, collana è già finito. Nel frattempo prendiamo questo, passiamo qua e mettiamo anche la finale di questa collana qua, così, e chiudiamo, così abbiamo la chiusura. E questa parte sempre la stessa cosa, quello che avevo preparato prima, che io comunque metto questa cosa qua, made with love, per rendere più elegante, passiamo e chiudiamo anche questo, e così abbiamo questo così, vedete, 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 collana, farò vedere meglio, e qua dietro, che vi dicevo, anche per l'orecchino prendiamo sempre questi anellini qua, passiamo dentro qua, vedete, e poi mettiamo gli orecchini, chiudiamo, no? Vedete, e prendiamo questa, che sarà questo, ma è aprire, perché bisogna anche stare attenti a aprire questi qua, se no altrimenti chi non è bravo veramente diventa un problema anche a chiudere, perché sennò si sfuma tutto, sinceramente. Chiudiamo, ecco qua orecchino, vedete che meraviglia, vedete, eccomi qua, collana è a posto, è pronto, guarda, scusate perché fare le cose da sola non è, guarda, questa è collana, vi posso assicurare veramente che è una cosa proprio veramente bella, 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 e fa effetto elegantissimo, insomma, non so cosa dire altro, io li trovo benissimo, vedete, in questo caso avete fatto sia collana, scusatemi perché il posto non ce l'ho, quindi devo per forza arrangiarmi un pochino così in cucina, quindi vedi, questo è ciondolo, vedete, bellissimo, vedete, e orecchino questo.